e mi sono dimenticata un filo e io per un giorno e mezzo ho parlato a vanvera nei video e non ho registrato una beata emerita fava di nulla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi porteremo alla scoperta di una strada costruita durante l'impero austro-ungarico e alcuni passi di montagna dai paesaggi spettacolari. Mettetevi comodi che inizia il secondo episodio del nostro tour tra le Alpi. Percorriamo la statale 350 che offre paesaggi montani interessanti, passiamo all'interno di vari comuni, alcuni più noti come Folgaria, e ci fermiamo per una breve pausa a caffè e nel frattempo ammiriamo il lago di Lavarone. E poi verso la prima tappa del nostro tour, la famosa strada provinciale 133 di Monterovere o del Menador in dialetto cimbro o in tedesco, la Kaiser-Jägerstraße. Strada costruita agli inizi del Novecento durante la Prima Guerra Mondiale dai soldati austriaci. Il nome significa strada di caccia del Kaiser. Lo scopo era fornire alle truppe austriache l'opportunità di avanzare per la conquista dei territori italiani. Il tratto panoramico è lungo circa 12 km. La larghezza della carreggiata è abbastanza ridotta e rende la strada sicuramente più impegnativa. Il panorama è stupendo. È presente anche un bellissimo punto panoramico. Just for one more drink, I can't help but think, where have you been? All my life, lonely nights, you were always there. The same damn bars, never looked your way. I've seen every ocean, but I've never seen a color. Percorriamo la strada verso il Passo Mangel, l'unica via di comunicazione tra la Val di Fiemme e la Val Sugana. Si trova a 2047 metri di altitudine. Ah, sei il soccorso questo? Eh sì. Il soccorso. Vabbè, fammi il video. Senti i campanacci. La strada. Sì. Senti.
sono quelli che c'erano giù lì. In questo momento stiamo salendo anche verso il passo Giao, quarto tornante. Non so quanti passi abbiamo fatto oggi. Beh, il primo passo Mangen, passo Rolle, passo Valles e adesso il passo Giao. Oggi è il quarto passo. Tornante numero 23 e continuiamo a salire verso il passo Giao. 20 gradi e sono le 5:15 del pomeriggio e noi siamo ancora nel tour delle Dolomiti. Mi sa di sì, dai, siamo quasi arrivati. Sono 60 km di più. Sì. Sì. Ho un po' le mani ghiacciate. Ma che meraviglia anche questo passo, ragazzi. Wow. Ma che spettacolo è. A parte che c'è un vento freschino. Siamo in pole position. Ravi, hai freddo? Adesso. Wow, che meraviglia. Tengo sul casco, meglio. Eccole, si sentono i campanacci. Prima volta sul Giao, da restare a bocca aperta, veramente bellissimo. Sì, guarda, cortina da un pezzo dall'alto. Wow! Che spettacolo! Lago di Landro.
Ragazzi, anche questo video giunge al termine. Dormiremo in località Villa Bassa, a circa una decina di chilometri dal confine austriaco. Nel prossimo episodio viaggeremo in direzione Großglockner, ma questa sarà un'altra avventura. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, per noi è molto importante per far crescere il nostro piccolo progetto. Ciao, al prossimo video!